La Sardegna continua ad essere una delle destinazioni più gettonate per le vacanze estive. Nel weekend di Ferragosto campeggia al completo, che registrano i dati del 2019 e si confermano la seconda attività turistico-ricettiva in termini numerici dopo l'alberghiero. Un ritorno ai numeri pre-pandemia grazie al ritorno dei turisti stranieri e ad una massiccia presenza di turisti italiani. È quanto emerge da una indagine di Faita Federcamping Sardegna, l'associazione delle strutture open air, che registra un più 33% rispetto ai dati del 2021. Secondo l'indagine Faita, i dati evidenziano una permanenza media molto alta rispetto a tutto il settore, pari a circa 7 giorni. Ad influenzare le scelte dei turisti quest'anno si sono aggiunti altri fattori di incertezza, come l'aumento generale dei prezzi del carburante e l'inflazione. Quest'anno infatti il turista ha preferito le prenotazioni last minute con l'attesa di offerte particolari. È la grande novità ereditata dalla pandemia, spiega in una nota il presidente di Faita Sardegna Nicola Napolitano. La modalità di prenotazione delle vacanze è cambiata per una fascia molto ampia di popolazione. Questo necessita di una organizzazione diversa per le nostre strutture, con l'ulteriore incognita del personale che è sempre più carente.